Un'altra pianta che io spesso do molto per scontato perché ne utilizzo una minima parte, nel senso ne utilizzo i fiori e le foglie, ma più che altro per infusi, è la malva, una delle specie di malva che esiste. Qui da noi cresce molto abbondante e soprattutto fa certi fusti che se vi dovessi cercare una adesso, vediamo un po', questa, vabbè, guardate qua, un confronto alla mia mano, oggi pieno di insetticini che mi camminano attorno, dicevo guardate, questo è e questo è anzi è piccolino, qua ce ne sono due, una attaccata all'altra, di fusti di malva. Fa anche piante più grosse di questa da noi, perlomeno qui da me nel mio terreno. Però la malva io la do molto per scontata perché secondo me è una pianta che tutti conoscono e quindi non ne parlo forse perché do sempre appunto per scontato che la conoscano tutti, ma invece non è così, non sempre tutti sappiamo della malva. Allora, la malva si possono consumare le foglie in insalata, quando sono ancora tenere, giovani, si privano del picciolo e si mangiano le foglie. Si possono consumare i fiori in insalata, io i fiori li utilizzo soprattutto per fare le tisane, insomma infusi, mix di infusi soprattutto calmanti, diciamo quelle tisane che servono da fare a coccola. Io li raccolgo e li secco, in questo caso proprio così. Guardate che quando li seccherete il colore da violetto lilla virerà verso un celeste azzurro, una particolarità della malva. Poi dicevo, le foglie si possono utilizzare anche sbollentate, frullate, sia per torte salate che anche per dei dolci, delle torte, insomma, si potrebbe sperimentare. Frittate e anche nelle frittelle vengono utilizzate le foglie di malva, nonché per il classico ripieno dei ravioli con la ricotta. La pianta della malva ha tantissime proprietà. Io non vi ripeto, non ho studiato l'aspetto botanico della pianta, quindi non vi so elencare le proprietà che ha. Molte proprietà, appunto, e per me è la pianta della dolcezza e della coccola. Infatti, quando abbiamo bisogno di rallentare, quando abbiamo bisogno di fermarci, è il caso proprio di utilizzare i fiori di malva per un aiuto a questo tirare il freno a mano, insomma rallentare. Quando finirà il fiore farà un frutto, un frutticino qua sotto che da bambini venivano mangiati e da noi si chiamano zuvane oro, vediamo se ve li trovo, insomma qua dentro, qui all'interno, ci sarà una specie di piccolo frutticino, è tondo con le marcate segnature del tipo gli spicchietti, insomma, e quello veniva chiamato zubane oro e ne mangiavamo a frotte da bambini, da piccoli. Ha un nome specifico quel frutto, infatti si chiama camario, il frutticino che fa, e i miei figli, io gli ho tramandato questa tradizione di utilizzare, di mangiare proprio a merenda il zuvane oro, ne vanno ghiotti anche loro e stiamo sempre a cercare nelle malve che abbiamo, appena iniziano a spuntare, di andare ad accaparrarcele. Purtroppo adesso è in pieno fiore, quindi non ho modo di farvelo vedere. Forse qua, vediamo se siamo fortunati. Eccolo, lo vedete? Ah, ok. Forse ce la faccio, eh?
ho sempre una mano e l'altra tiene il telefono. Questo è ancora molto molto piccolo. Eccolo qua. Lo vedete? Si deve ancora sviluppare, però ha tutti gli spicchi. E praticamente quando sarà un po' più grandetto, questo si toglie la cuticola esterna che lo protegge. All'interno di questi spicchietti ci sono i semi della malva. Però insomma si mangiava tutta questa specie di panettino, di questa... Ce la posso fare? E sono dolcissimi. Eccolo qua. L'ho rotto. Non fa niente. Se riesco vi faccio un video non appena inizieranno ad uscire. Chissà se ne trovo un altro. Ma mi sa di no. E niente, questo è quello che inizialmente adesso vi posso dire della malva. Seguiranno sicuramente altri video perché della malva c'è tanto da parlare. E niente.